L'assessore Scocimarro ha annunciato in pompa magna di voler raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2045, 5 anni prima rispetto a quanto indicato dall'Unione Europea. Questo significa che il Friuli Venezia Giulia deve progressivamente ridurre e di molto le emissioni inquinanti. Industria, settore civile, mobilità, trasporti, agricoltura, tutti possono e devono concorrere all'obiettivo. Ma per farlo serve una legge ambiziosa e concreta e non norme di facciata come quella proposta dal centrodestra. Come pensa l'assessore di arrivare all'obiettivo del 2045? In queste settimane stiamo discutendo la legge FVG Green, che non dice nulla sul contributo che i vari settori devono dare per emettere meno gas serra. La norma infatti si limita a contributi spot e rimanda a strategie che hanno bisogno di molti anni per essere fatte bene e non aggiungerebbero nulla di nuovo a quanto già previsto a livello comunitario e nazionale. Noi proponiamo di allinearci alle scadenze dettate dall'Unione Europea per il 2030-2040, con obiettivi vincolanti per tutti i settori, a partire da quelli più inquinanti. Siamo davvero la regione pilota a livello europeo che sbandiera Scocimarro? Nel novembre 2019 la Germania aveva varato la sua legge sul clima, ritenuta dagli esperti piuttosto ambiziosa, perché già puntava al 2030 al taglio delle emissioni nette del 50% rispetto al 1990. Eppure la Corte Costituzionale ha detto che non era sufficiente, spinta dalle proteste delle organizzazioni giovanili e appoggiata dalle associazioni ambientaliste. C'era il rischio di caricare troppo peso sulle spalle dei giovani. La legge non salvaguardava le loro libertà e i loro diritti fondamentali. Per questo motivo ora la norma impone un taglio del 65% al 2030. In Italia il PNRR ha già stanziato miliardi per la transizione. Altre regioni hanno predisposto da tempo i piani per ridurre le emissioni, mentre il Friuli Venezia Giulia si appresta appena adesso a discutere una legge vecchia e irresponsabile. Il mondo brucia e noi perdiamo tempo.